oggi c'è una novità. Non c'è Beppe, non c'è Beppe Non B. c'è Beppe, non c'è Beppe. E Stasera invece è arrivato direttamente dal Brasile, come si chiama? Come si chiama? abbiamo una giocatrice, un'aspirante giocatrice brasiliana, Toninha Carigna, la chiamerei subito qui in studio. Eccola, Un eccola. bel applauso. Sapendo che c'era Renato Longega, allenatore del Verona Calcio Femminile, che domani debutterà in campionato a Brescia e poi mercoledì sarà di scena a Birmingham. Allora, adesso non allargarti troppo, che mi sembra se tu... Io di così cosa vuoi che faccia? Allora, abbiamo detto, Giulia ti ha presentato come Toninha Carigna, ma so che il tuo nome è ben più ampio. Toninha Carigna, do Susa Prado Cardoso, do Rinascimento, da un barabazza si cucò, trascivetta su Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore, e il dottore si ammalò, si può sapere che cazzo fa. Detta balota. Tu sei venuto perché sei venuta perché... Sono venuto perché so che c'è Lungega, mio procuratore Mino Scaiola, che mi ha detto di presentarmi, di far vedere cosa sono buoni di fare. C'è il pizzetto che tradisce un po' il pizzetto. È cura di ormoni. Oh, perché se ho avuto dei problemi al calcagno, allora il calcagno rasedo. È il calcagno rasedo che qua per grattarlo devi fare così, tu capisci? Allora mi ha ordinato ormoni, mi ha creato un po' di barbeccia. Va bene, allora A me piace lo spogliatoio, mi piace andare al spogliatoio delle ragazze. e dopo fare gruppo. Dopo ti conosceremo meglio perché dobbiamo sapere le caratteristiche, insomma, anche perché Renato, mi sembra che non sia tanto convinto Renato che tu possa... Devo dire, adesso ho portato dopo, magari io darò in privato un DVD dove fa tanti gol del cool. Allora, ringraziamo Beppe Bifido, facciamo un applauso. Filippo Rando e Toninha Carigna, insomma, non è male, Giulia. Sì, Gigi, io notavo anche il cerchietto di Toninha che si abbina perfettamente alla camicia di Pippo. L'ha fatto apposta. È un omaggio così per Pippo. È vero, fa pandan, vedi l'occhio femminile è andato a carpire questi piccoli dettagli, questo piccolo dettaglio, il cerchietto di Toninha Carigna. Poi, Toninha, tu ci dirai tutte le caratteristiche, insomma, perché a parte il DVD che hai portato per Renato Longega, però insomma vorremmo anche capire... Il DVD lo faccio vedere in privato, più che altro, più che roba di campo, anche roba di campi, insomma dopo ti faccio vedere, ma in privato. C'è un giocatore a cui ti ispiri? Se mi ispiro a quello che mai è l'osso di seppia, come si chiama, Ronaldinho che ho portato, ero sua fans, diciamo, e ho portato gli ossi di seppia perché lui prima di partita fa rosica, no? Fa rosicoccio. Poi mi piace Agiaicio, poi adesso di Verona Giuginio, Martinho, Raffaele, Curchigno, Statinho, Patigno. Adesso abbiamo anche un collegamento in videoconferenza perché insomma abbiamo sentito i nostri ospiti in studio, ma siamo sempre in grado anche di collegarci con l'altro Lindo che probabilmente è allo stadio e quindi sentiamo come lui interpreta. Lui solitamente ci dà i numeri, no? Tatticamente lui legge le partite proprio sul piano tattico. E allora vediamo se è pronto il collegamento con Olindo Filippi. Qua, ciao Gigi, ciao a tutto il pubblico. Allora, niente, una partita delicata. In settimana ho parlato col tecnico del Novara. L'ho visto preoccupato, infatti mi ha detto, come va Tesser? Lui mi ha detto, Tesser, è come giocare a Verona, insomma è sempre un affar serio, rischi di farti ciucciare dall'emozione e questa è la realtà, non ce ne sono banane, anche perché il Verona l'ho visto a Sandrà, probabilmente oggi mister Mandolini applicherà la tecnica del ciucciaspua, del cava e metti, del smossa in pista, del punta attacco, gira in drissa, maia sbuffa, schissa botton, salta macaco. Attenzione, scusa. Attenzione a questi nomi che vi dico, segnatevi sulla carta del prosciutto, perché ad esempio c'è un certo Gonzales, Lisusso, Bussegoli e Lasari. Attenzione, tutti con la Z di Alobeco. Martigno, siamo andati ieri a mangiare a fagiolata
E poi ho fatto concerto insieme dopo la fagiolata e comunque mi diceva che non sente più male. Si era lussato la spalla, ti ricordi? Si era lussato, invece adesso è passato tutto, ho fatto gol e spero faccia anche un altro gol. Stefano Ghirardello, ma ho detto Gigi, ma quante squadre ha cambiato questo ragazzo? E allora gli ho detto, prova a chiedergli. Esatto, mi chiedevo come mai tu fossi soprannominato il bomber con la valigia. Allora, quando facevo bene mi compravano, quando andavo male mi vendevano, quindi... avevo girato. Giacomo, ma a me, lui che è cacciatore con la valigia, a me è ragazzo col sacchetto di nylon, perché sempre in giro a bussare la porta, a cercare un contratto che stenta a arrivare, però io sono sicuro che prima o poi arriva anche per me, insomma. È che nel mondo femminile le società e le squadre sono un po' diversi, no? Dico bene, Lungega. Bravo, giusto, Ecco, giusto. però io sono, cioè mi piacerebbe insomma giocare nella tua squadra in Tonina, Serie ma A. tu ti alleni spesso? Scusa? Quante volte ti alleni? Ma diciamo 2 o 3 volte al mese quando non voglia. Ma se io trovo la squadra mi piace il momento di allenamento, è bello quando fai la doccia. Vero? Te ne ricordi? 14 sono state complessivamente le squadre che... 14? Ho perso il conto. Hai perso il Guarda, conto? Sì, sì. Io ho giocato un penso. anno nel Bahia, però che stavo sulle balle mi ha detto Bahia. Accogliamo con un applauso il nostro sponsor. Grazie, ti do. Ecco qua. Bella biretta. Aspetta che mi casca le culotte. Le culotte, bravo, le culotte. Una bella biretta che per te. Che eleganza. Che eleganza. Giorgio Clooney. Lo stai corteggiando? No, fai bell'uomo, eleganza. Ecco che per te, Lungega, avevo cattarti per fare il provino. Sì. Tu visto che culato? Allora, ciao Olindo, grande... Aspetta, mi faccio tutto. È Olindo, grande allenatore, io ho avuto per qualche volta, però veniva a spiare in spogliatoio. Abbiamo scoperto questa cosa. Buon gustaio! Ma sta zitta! Buon gustaio! Ma sta zitta, Ecco no. qua, bella biretta paulana, la vendono anche in Brasile, però Bevande Verona la vende solo esclusivamente per Verona, una bella biretta di qualità, di quantità e diciamo bella fresca, ti cava la se non ti resta palteca. E anche poi il colore, vero Pier? Colore, sì. Guarda, questo qua è proprio il colore che tu quando bevi questa ti pulisci i reni e fai esami di urina uguali. Grazie Beppe! Bella Biagi! Grazie al nostro Grazie. sponsor! Grazie al nostro sponsor!